Io sono un ragazzo di Ravenna che ha scritto un libro, che il libro è questo, e oggi è iniziata ufficialmente la presentazione, il tour fuori da Ravenna, perché Ravenna è la mia città ed era troppo facile presentare il libro solo a Ravenna. Vengono 100 persone, ok, ho fatto Ravenna, però fare il pesce grosso negli acquari piccoli è molto facile. Sarà una presentazione un po' atipica perché non ci sarà nessuno a farmi le domande, non ho chiesto a nessuno a farmi le domande, ovunque andiamo non c'è nessuno a farci le domande, solo a Ravenna c'è qualcuno a farci le domande, perché a me piace parlare, io parlo tantissimo, quindi quando mi fanno le domande tendo ad interrompere, quindi le domande magari me le fate voi. Abbiamo iniziato un po' tardi perché stavo aspettando due miei amici che sono venuti con me, solo che hanno incontrato due ragazze e quindi si sono persi con le due ragazze. E io mi sono trovato da solo con i libri e adesso devo andare a mangiare parole perché è un casino, se non state aspettando. Inizierei con voi che fate le domande, io vi rispondo e poi inizio a parlare un po' da solo, ok? Avete qualche domanda? Vai. Il titolo? Allora, fuori piove dentro pure passo a prenderti. Il libro ho iniziato a scriverlo il 1° novembre. Il 1° novembre ho iniziato a scrivere il libro perché io sono stato fidanzato per un anno con una ragazza di nome Benedetta. Per un anno sono stato fidanzato con Benedetta e prima di conoscere Benedetta io non sapevo che quando sei innamorato e sei in un periodo in cui c'è la tecnologia, essere innamorato causa una serie di cose. Ho scoperto stando con lei che per sentirsi sempre bisognava mettere WhatsApp, che mettere WhatsApp vuol dire automaticamente tu che scrivi un messaggio, lei che non ti risponde magari fra 2 ore e tu dopo 2 ore sei ancora lì che guardi il telefono. Essere innamorato, ma Benedetta mi ha insegnato che l'amore è qualcosa di grande. L'unico problema mio di Benedetta era che sua madre non mi ha mai visto bene, sua madre non mi ha mai visto. Sua madre non mi ha mai visto, non mi ha mai visto neanche per strada, forse non mi ha mai visto neanche un video, no? La cosa del documentario è nata anche per questo, facciamo vedere a sua madre che personaggio sono, che persona sono. Io e sua madre non ci siamo mai conosciuti, siamo stati insieme un anno e dal 1° giugno fino al 1° agosto le cose andavano bene, perché io mi chiamavo Antonio, giocavo a calcio, Antonio Di Stefano, giocavo a calcio e ascoltavo cantanti come Luigi Tenco, Battisti, no? Quindi tutto andava bene. Oh, ma che canzone ascolta Antonio? Oh, ma che tipo è Antonio? Poi una volta ha visto una mia foto e ha detto aspetta un attimo. Aspetta un attimo, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Antonio oppure di questo, Mohamed, come si chiama? E quindi è nata questa cosa qua, lei è subito partita. Noi viviamo in una società, adesso dopo ti spiego perché il titolo. Noi viviamo in una società. Larga! Adesso prendiamo il titolo. Bravo! Il fatto è che noi viviamo in una società che ci mette dentro delle scatole, no? Ci dice, tu sei Antonio? No, tu non sei Antonio, tu sei angolano. Quindi automaticamente ti mette nella scatola degli angolani. Tu sei albanese? Ti mette nella scatola degli albanesi. Quando accendo la televisione, la prima cosa che penso è, quando dicono Moldavo ha investito italiano, la prima cosa che penso è, ma queste persone qua come si chiamano? Perché se tu metti Antonio ha investito Luca, la prima cosa che pensi è, ah, Antonio ha investito Luca, non pensi angolano ha investito italiano. Viviamo in una città, i media fanno questo gioco qua, il gioco delle divisioni, delle categorie, del dire brasiliano, ok, brasiliano vuol dire questo, italiano vuol dire questo, esci fuori e un italiano vive all'estero quello che vive, un immigrato in Italia, perché italiano vuol dire questa cosa qua. E quindi sua madre è partita con questo pretesto, negro, ah cavolo, una serie di cose. Accettare Antonio voleva dire che se Antonio è un ragazzo bravo, voleva dire togliere Antonio dalla scatola dei negri, metterlo nella scatola dei ragazzi buoni e aprire una porta, perché quando tu apri una porta vuol dire che qualcun altro può entrare. Se tu accetti Antonio vuol dire che altri ragazzi negri possono essere buoni, altri ragazzi negri possono essere persone accettabili. Quindi no, meglio chiudere la porta e dire no, Antonio tu stai fuori, perché se entri tu possono entrare altri. Sua madre mi ha chiamato il 1° novembre, una mattina alle 7. Quanti di voi rispondono al telefono alle 7? Io no. Mi ha chiamato alle 7, io non ho risposto perché tornavo dall'allenamento, noi ce ne andavamo dalle 9 alle 11, poi andavamo a mangiare fuori, tornavamo a casa a mezzanotte e andavamo a dormire tardi, no? Quindi alle 7 però non esistevano e quindi si partiva a vivere alle 11.
Mi ha richiamato alle 11 dicendomi pronto, parlo con Antonio. Faccio sì sì, io ero contentissimo perché parlavo con la madre della ragazza di cui ero innamorato, ero carichissimo. Io faccio pronto, salve Federica. E subito partito dicendomi no, come non funziona? Fermati subito. Con me non funziona questo tuo modo di parlare veloce, queste cose che fai. Io non sono ingenuo come mia figlia. Perché non mi hai risposto stamattina alle 7? Sicuramente stanotte stavi scrivendo uno dei tuoi famosi libri. E io non stavo ancora scrivendo il libro, e la cosa del libro mi prendeva un po' in testa e dicevo, oh, magari un giorno lo scrivo il libro. E punzecchiavo su questa cosa qua, diceva, ah, sicuramente stavi scrivendo uno dei tuoi famosi libri. Io tra me e me ho detto, cavolo, ma lo scrivo sto libro. Scrivo sto libro, poi magari quando l'ho scritto, prendo e glielo mando. Ho iniziato a scrivere io per accontentare una persona, per accontentare la madre della mia ex ragazza, per dire ok, io ho scritto questo libro, automaticamente vuol dire che Antonio non fa più parte di quella scatola. Un po' come quando inizi a fumare, no? E fumi perché i tuoi amici lo fanno, quindi fumi per gli altri, non fumi più per te. Gli altri fumano, quindi fumi anche tu. Però poi ti accorgi che quando sei in casa fumi lo stesso. E io mi è successa questa cosa qua con la scrittura, mi sono accorto che quando non pensavo a sua madre, scrivevo lo stesso, che scrivere mi aiutava a dormire, che scrivere mi aiutava a stare bene, che scrivere mi ha fatto conoscere tantissime persone. La scrittura è stata un po' la mia salvezza, no? Sua madre è stata un po' la mia salvezza. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro e quel giorno era un giorno di pioggia, adesso rispondo a tua domanda. E quel giorno era un giorno di pioggia e stava piovendo fuori, ho chiamato il mio migliore amico subito e gli ho detto, aspetta forse loro, non credo. E ho detto, no, ciao, ho chiamato subito il mio migliore amico e ho detto, pronto Andri, mi ha chiamato la madre della Benedetta e mi ha detto questo e questo, cosa faccio? Gli metto, scrivi sto libro. Fuori piove, dentro pure, posso prenderti.